avevano attrezzato un appartamento del centro storico di Padova, trasformandolo in una centrale della produzione e dello spazio di sostanze stupefacenti, ma sono finiti nel mirino dei carabinieri. I militari della stazione di Albignasego hanno arrestato 2 giovani padovani e un 21enne nordafricano che erano riusciti a organizzare una perfetta macchina dello spaccio in centro città. L'attività odierna ci ha consentito di arrivare all'arresto di questi 3 giovani che avevano adibito questo appartamento in pieno centro a Padova a base logistica e luogo dove appunto che utilizzavano come deposito di stupefacente, in special modo marijuana e hashish. Durante la perquisizione sono stati posti sotto sequestro quindi 600 grammi di hashish, divisi in 6 panetti, già confezionati sotto vuoto e pronti per la vendita. Contestualmente sono stati sequestrati 125 grammi di foglie di marijuana, diversi coltellini multiuso e il materiale per il confezionamento delle dosi, bilancino incluso. Nell'appartamento c'erano anche 1.700 euro ritenuti provento di spaccio, che erano nascosti in un libro di Albert Einstein. Nel corso del blitz i carabinieri hanno rinvenuto inoltre 2 SR in uno sgabuzzino, con tanto di supporti in metallo, lampade alogene e sistema di ventilazione. Dentro c'erano 11 piante di marijuana di varie altezze. Gli studenti sono ora ai domiciliari, mentre il nordafricano è al 2 Palazzi, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ma questo ennesimo intervento da parte dei carabinieri conferma che la diffusione delle cosiddette droghe leggere è molto vasta in città. C'è una forte diffusione di questo tipo di stupefacenti, però altrettanto incisiva è l'attività di contrasto che l'Arma dei Carabinieri nel capoluogo e in provincia pone in essere nei confronti di questo tipo di spaccio, dello spaccio appunto di questo tipo di sostanze stupefacenti. È un'attività incisiva e lo dimostra l'operazione condotta oggi dalla stazione Carabinieri di Albignasego.